Grande festa sabato scorso alla Chiesa Cristiana Evangelica Internazionale di Favara. In una sala gremita di gente, alcuni costretti a stare anche in piedi, si sono festeggiati insieme come in una grande famiglia i 20 anni dalla fondazione della Chiesa a Favara. Per l'occasione sono arrivati numerosi credenti accompagnati dai loro pastori provenienti dalle altre comunità dell'Agrigentino e anche da fuori provincia. Un commosso padrone di casa, il pastore Giuseppe Dante, ha voluto dare il proprio benvenuto ai presenti. È stata davvero una bella celebrazione, il tutto è iniziato con canti di lode, adorazione e ringraziamento a Dio per quello che ha dato a questa comunità in questi 20 anni di servizio. A portare la parola di Dio il presidente della Chiesa Evangelica Internazionale di Roma, il pastore Silvano Lilli. Per un credente, ha detto durante la predicazione, è bello salire sul monte ed essere in stretto contatto con Dio, ma occorre anche scendere dal monte e servire la Chiesa. Le persone si perdono nell'emotività, l'emotività che è bella, noi siamo esseri emotivi, però poi dobbiamo anche avere i piedi a terra e l'emotività non è che ci deve lasciare, deve rimanere con noi, però l'emotività deve essere accompagnata anche dal fare e dall'essere. Non è voluto mancare a questo appuntamento ai 20 anni della Chiesa Evangelica Internazionale di Favara. No, in effetti ho un po' faticato, dico la verità, per inserire questo mia venuta qui, però sono molto contento di essere venuto non soltanto per la celebrazione ma anche per quello che ho visto, perché quello che ho visto mi ha rallegrato molto ed ho visto una genialità da queste parti, una genialità che è veramente eccezionale e io credo che questo dovrebbe essere un po' quello che ho visto anche con lo spettacolo, dovrebbe essere un po' diffuso in tutta la nostra nazione. Un messaggio che vuole lanciare ai telespettatori? Ma il messaggio, naturalmente io sono uomo di chiesa, venite a Gesù e il messaggio, un po' riprendo le parole del pastore Dante Giuseppe, che ha detto io non sono un religioso, in sintesi è questo, andiamo a Gesù, che Gesù possiamo classificarlo nella religione, ma in realtà non era religioso, Gesù era una persona, andiamo a Gesù e ascoltiamo i suoi insegnamenti. Non è voluta mancare neanche il sindaco di Favara Anna Alba, che si è detta particolarmente emozionata e ha anche apprezzato l'amore fraterno. Ha raccontato anche una sua testimonianza. Ha dovuto superare momenti difficili dopo la perdita di entrambi i genitori nel giro di poco tempo ed è riuscita a farlo, nonostante l'amore dei familiari, solo grazie al sostegno di Dio. Subito dopo la celebrazione si è passati all'anteprima del concerto Recital Time, scritto e diretto dal regista Lillo Sorce. Uno spettacolo davvero suggestivo e innovativo nel quale è stato inserito il mapping 3D, una moderna tecnologia di proiezione usata per rendere adibite a schermo superfici di oggetti anche dalla forma irregolare, offrendo così un nuovo livello di tridimensionalità. Diversi effetti speciali con giochi di luci e suoni hanno reso il tutto incantevole. Un concerto recital apprezzato dai presenti che a fine rappresentazione hanno fatto una vera e propria standing ovation. Guardando alla fine i tanti volti, ci ha detto Lillo Sorce, ho capito che molto probabilmente siamo riusciti a fare qualcosa di nuovo e di bello. Questo grazie al grande supporto tecnico del generoso Riccardo Liotta, ai meravigliosi arrangiamenti di Carmelo Gallo, alla bravura di Loredana Bello, Ismael Addo, Serena Costanza, Vincenzo Sorce, alla meravigliosa Anna Maria Bennardo, alla professionalità di Sara Cordaro, alla disponibilità di Pietro Vaccaro, Gerardo Bennardo, Cinzia Barba, Giona Dante, Salvatore Navarra, alla mia cara Chiesa con il suo speciale pastore Giuseppe Dante. Sono contento, non me l'aspettavo nemmeno io, anche se eravamo sicuri di aver fatto un bel lavoro, però noi non siamo attori professionisti, non siamo ballerini professionisti, quindi ci siamo cimentati a qualcosa che non avevamo mai fatto, ma credo che dal pubblico, anche se abbiamo giocato un po' in casa, no, con persone che ci vogliono bene, io sono contento, sono stanco, ma contento perché credo che abbiamo fatto un lavoro molto innovativo e non lo dico io, ma ce l'hanno detto tutte quelle persone che fanno questo come lavoro. E per noi è una grande cosa sentirlo e speriamo che sia piaciuto davvero. È piaciuto al sindaco che vi ha proposto cosa?
Sì, il sindaco ci ha proposto nei saluti finali di portarlo in piazza, non so se si può dire pubblicamente, ma l'ha detto pubblicamente, quindi penso di sì. Questa è una grandissima cosa. E vedere anche persone che fanno spettacolo, che fanno teatro, venire da me e dirmi lo dobbiamo portare ovunque perché è bellissimo, questa è una grande cosa, penso che sia una grande cosa. Io di solito quando ci sono queste cose credo che tutti vengano a farti complimenti o sia bello o brutto, no? Però si vede gli occhi come te lo dicono, si vede il cuore come arriva, quindi penso che sia piaciuto. Io sono un po' troppo stanco per metabolizzare, ma domani forse capirò qualcosa in più. Per chi non ha avuto la possibilità di vedere lo spettacolo, lo potrà fare venerdì sera 25 novembre alle ore 21, sempre al Teatro Gospel di Via Spagna, nei locali della Chiesa Evangelica. Penso che il Signore ci stupisce sempre e fa al di là di quando chiediamo e pensiamo, come dice la Bibbia stessa. Effettivamente noi ci aspettavamo un buon risultato, ma il Signore ci ha stravolto perché tutti sono stati entusiasti e il Signore ci ha visitato in un modo incredibile, sia durante il culto sia nello spettacolo. E quindi possiamo dire solo grazie a Dio per ciò che è avvenuto questa sera, perché è un suo dono. Lui ci stupisce e ci meraviglia sempre, ma non ci abituiamo mai, perché non ci vogliamo abituare alle meraviglie di Dio, perché Lui può fare sempre di più. Quindi io ringrazio veramente tutti coloro che hanno partecipato, che sono stati tantissimi, sono venute anche chiese di fuori, ci hanno onorato, ma se ne sono andati arricchiti proprio dalla presenza di Dio in questa manifestazione. Ringraziamo Dio perché è venuto il Presidente della Chiesa Evangelica Internazionale ad onorarci qui a Favara, da Roma, e il Pastore Silvano Lilli, che al di là di essere il Presidente è un padre spirituale per le chiese, per la sua esperienza, per la sua spiritualità, e io ringrazio Dio per il messaggio che ha dato questa sera, perché è stato un messaggio straordinario, parlando dell'esperienza sul monte con Dio, ma poi del darsi da fare a valle per portare a compimento tutta l'opera di Dio.